Picchiato selvaggiamente, poi dato alle fiamme, gli agenti della squadra mobile della Polizia Ferroviaria di Verona, dopo 2 giorni di indagini serrate, sono riusciti a stringere il cerchio con il fermo di 3 persone per la terribile aggressione al senzatetto romeno di 42 anni avvenuta all'alba di lunedì alla stazione di Villafranca di Verona. Abbiamo eseguito 3 fermi emessi dal pubblico ministero, la dottoressa Vitulli, nei confronti di 2 italiani e di un cittadino rumeno che sono collegati al ritrovamento del giovane rumeno trovato in gravi condizioni nei pressi della stazione ferroviaria di Villafranca. A trovare l'uomo privo di conoscenza, con il corpo devastato dalle botte e dalle fiamme, il macchinista di un treno arrivato in stazione era riverso sulla banchina accanto al binario. Subito sono stati allertati i soccorsi e la polizia, che in questi 2 giorni ha lavorato senza sosta, raccogliendo numerose testimonianze e passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Ancora da chiarire le ragioni della selvaggia aggressione. Posso dire che è maturato nell'ambito di persone che hanno delle problematiche di inserimento sociale. Il 42enne è tuttora ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi.